Ci troviamo a Perignano in provincia di Pisa, più precisamente nel comune di Casciana Terme Lari, per una gara della categoria esordienti, il Memorial intestato a Fabio Bacci. Promotore soprattutto in tanti anni passati del ciclismo giovanile, amante di questo sport e possiamo dire anche amico di Francesco Moser. Questo era Fabio Bacci, e i figli, che tra l'altro hanno corso anche in bici, hanno praticato anche loro il ciclismo, Tiziana e Andrea, hanno deciso di riportare il ciclismo qui a Perignano con questa gara in ricordo del papà. Infatti il promotore dell'evento è proprio l'antica pizzeria De Bacci, la pizzeria gestita proprio da Tiziana e Andrea, i due figli. Questa è la maglia che verrà indossata da parte dei due vincitori. Due gare differenti, alle 9:30 la partenza per quello che riguarda la categoria esordienti del primo anno, e poi subito dopo, dopo un po', partirà la categoria degli esordienti del secondo anno. Per dei giri, ovviamente 5 giri per il primo anno, 8 giri per il secondo anno, in totale 79 atleti tra primo e secondo anno. Saranno 44 quelli del primo anno che prenderanno il via. Abbiamo detto dei figli di Fabio Bacci, Tiziano Andrea, che sono stati promotori, possiamo dire, di riportare il ciclismo in memoria proprio di papà Fabio Bacci, che era un grande amante di questo sport e che probabilmente ha fatto tantissimo anche per questo sport giovanile, perché ripeto giovanile, e con l'aiuto soprattutto del gruppo sportivo Staffette Capannolese, che veramente ha dato, come potete vedere, proprio lo staff del gruppo della Capannolese, dare proprio una mano per quello che riguarda il servizio scorte, per tutto quello che c'è da fare. Stefano Casalini e i suoi ragazzi hanno veramente fatto un grandissimo lavoro per aiutare a realizzare questa gara in memoria di, come ho detto, si dice sempre, il ciclismo ha grande memoria per la gente, e in questo caso per Fabio Bacci. Qui si stanno concludendo le varie operazioni per quello che riguarda la presentazione di squadre, alcune gare, qui vediamo anche proprio i figli, Andrea e Tiziano, proprio con i membri della famiglia Bacci, che in ricordo di Fabio, dicevamo. A momenti ci sarà anche quella che è la partenza per il primo anno. Vediamo che i ragazzi sono già schierati. Ricordiamo anche il collegio di giuria: Linda Bottoni, Elena Gradassi e Marco Malanima per quello che riguarda il collegio di giuria. Per i direttori di corsa, Tordiglione e Arzilli sono i due direttori di corsa. Intanto via dato da Mirko Terreni, il sindaco del comune di Casciana Terme Lari, che dà il via ufficiale a questa prima gara, la categoria degli esordienti del primo anno. Abbiamo detto 44 gli atleti che prenderanno il via. C'è un tratto, ovviamente, vediamo che si sta ancora andando abbastanza, non è un via proprio ufficiale, si viaggia dietro le staffette, perché c'è un piccolo tratto di trasferimento, perché sotto l'arrivo non ci si passerà mai. I 5 giri saranno un anello che verrà fatto praticamente a un centinaio di metri, anche meno probabilmente, anche meno, da dove è l'arrivo. Eccola qui la svolta, dove lì sarà posto, come potete vedere, il contagiri. E intanto Marco Malanima che fischia, e adesso è partenza ufficiale per questi 21 chilometri da percorrere. 21 km per il primo anno, 34 per il secondo anno, e c'è subito un attacco da parte di Marco Lepri del team Fabiana Luperini, Staminato Santa Croce, che prova ad uscire dal plotone. Subito pronti in partenza, via gara, subito sprint, quella del primo anno. Come possiamo vedere, noi abbiamo anche dei ringraziamento alla Lapi Logistica di Casciana Terme Lari, la Edre SPA sempre di Casciana Terme Lari, la RN Caffè di via di Tiglia a Lucca, la Banca di Pesce Cascina Credito Cooperativo, la Barsotti Legnami, la Karma, la Casa del Pane, la Casalini Partino, la Foschi Impianti SNC, la Granchi Fabbrica Materassi, la Avis Donatori sezione di Santo Pietro Belvedere. Intanto vediamo che ci prova in questo momento con Tommaso Marini, che sta provando ad uscire dal plotone, inseguito da Francesco Martinelli del team Valdignevole. Ricordiamolo, Marini recente ha appena accolto il suo quinto successo in questo 2024. Insomma, un atleta sicuramente molto abbastanza in condizione. Vedremo anche quelli che saranno, chissà, magari
lui come anche altri atleti potranno essere alla corte di Moretti per quello che riguarda il campionato italiano in casa. Intanto il cartello che indica 4 giri alla conclusione, vediamo che il gruppo è di nuovo compatto, infatti il gruppo che marcia compatto, Diego De Stefano, il campione provinciale pisano del gruppo sportivo buttese lì davanti, vediamo a ruota Ciammarini, poi Martinelli, insomma gruppo che si è assottigliato, gruppo che si è assottigliato ma comunque rimane molto molto compatto in questo momento. Tanto siamo con una coppia al comando in questo momento per Matteo Staccioli, il vincitore del circuito di San Giuseppe dell'Unione Ciclistica Donoratico. Il corridore invece della Villa Franca che stiamo vedendo è Filippo Belloni, comunque due atleti di riferimento, perché come ho detto Belloni si è piazzato più volte, e soprattutto Matteo Staccioli, vincitore del circuito di San Giuseppe, e sta entrando sempre di più in condizione. Probabilmente oltre che alla condizione sta arrivando dentro di sé anche una certa sicurezza nei propri mezzi, no? Perché poi quando arrivano i risultati arrivano anche questi. Vantaggio minimo per ora il gruppo, 10 secondi il vantaggio per la coppia al comando, per Belloni e per Staccioli che rilancia subito l'azione, prova probabilmente a un percorso che non lo favorisce, perché il circuito di San Giuseppe era un arrivo su uno strappo, probabilmente avrebbe bisogno più di di un circuito diverso, mentre invece è un circuito totalmente pianeggiante, però ci sta provando ad evadere dal gruppo, comunque molto importante. E dietro sempre il gruppo, sembra molto allungato alle spalle del duo al comando, quando mancano esattamente 3 giri e mezzo al termine per la coppia proprio al comando. Siamo tornati con le immagini del gruppo, il gruppo compatto, sta ritornando verso il contagiri. Altri ringraziamenti per quello che è la Valdera di distribuzione bevande, la Gori, Arte Materia Emozioni, la Bonito, la M-Auto, la Intendo, la Internolo, la Barsotti Legnami, la Granchi, la Vamacart, la Frutta e Verdura Martini, la Ogni D, la Ticina Alimentari, la Netfos, la Casalini Partino Tuscadi, ovviamente la antica pizzeria De Bacci, che ovviamente la promotore di questo evento, con la Lapi anche logistica, main sponsor di questa manifestazione. Tanto altro scatto in testa sono le maglie della Unione Ciclistica Pian di Momio Speedy Bike, con quelli della Villa Franca che ci provano ad attaccare, però gruppo allungato, ma niente da fare, rimane compatto. A sollecitare l'andatura era Pietro Martinelli della formazione della Villa Franca, ma come possiamo vedere lasciamo scorrere tutto il gruppo che si è molto assottigliato chiaramente, ma comunque rimane sempre compatto. Ormai mancano sempre meno, 2 giri dovrebbero mancare quando si passerà dal contagiri alla conclusione. Chiude il gruppo in questo momento Marco Lepri del team Fabiana Luperini San Miniato Santa Croce, del presidente Franco Biagini, per questo memorial, primo memorial in memoria di Fabio Bacci, come detto amante. Intanto continua Martinelli, però Martinelli, ricordiamo Pietro Martinelli della formazione della Villa Franca, società Villa Franca, che sta provando, chiede anche il vantaggio alla nostra moto, si gira e fa vedere, una decina di secondi li ha presi, forse qualcosa di più, esattamente sono 13 secondi il vantaggio del battistrada. Corridore ci aveva provato prima il compagno di squadra Belloni in compagnia di Staccioli, adesso ci riprova da solo un'altra atleta della Villa Franca, cioè ovvero Martinelli, anche perché erano due. E ancora nel gruppo invece il suo compagno di squadra, lo lasciamo andare il battistrada, andiamo dietro per guardare chi si incarica, ed è Diego De Stefano, il campione provinciale pisano del gruppo sportivo butese. Chiede il cambio ma non arriva l'aiuto da parte degli atleti, ad esempio del pedale toscano Ponticino, che sono sulla sua ruota. Ha chiesto il cambio più volte, ha sollecitato ovviamente il cambio, si volta, vediamo, chiede proprio la collaborazione a quelli. Arriva ora, infatti si parlano un attimo anche per dire cerchiamo di darci una mano per andare a riprendere il battistrada. Anche Marini è molto attivo in questo momento, il 5 volte vincitore per ora, perché 5 vittorie, sicuramente uno dei nomi favoriti quest'oggi, perché ha uno spunto abbastanza veloce, come sappiamo, lo ha dimostrato. È annullata anche questo tentativo, possiamo dire, mancano pochissimi metri e il gruppo tornerà di nuovo a marciare compatto e quindi tornerà di nuovo in compatto. Dicevamo di questo primo memorial, chissà che sarà. Tra l'altro davanti, dove c'è l'antica pizzeria De Bacci, per parlare anche di quello che è stato, proprio lì davanti nel 2009 si è tenuto il campionato regionale toscano allievi e juniores a cronometro, tra cui ci furono le vittorie di Alberto Bettiol per quello che riguarda la categoria allievi, e
e purtroppo il compianto Anthony Orsani in maglia Stabia vinse il campionato toscano. Tra l'altro arrivarono primi e terzi, se non sbaglio, con Antonini che arrivò in terza posizione, secondo arrivò Antonio Scorpo della Vangi per la Juniores, mentre nelle allievi fu Ceccanti secondo alle spalle di terzo Sedita. Intanto suono della campana, siamo veramente all'ultima tornata, vedremo quello che sarà. Abbiamo anche un po' raccontato, perché proprio la ricordanza di quel campionato regionale toscano che si è tenuto proprio lì, perché ovviamente lo ha corso, ricordanza che proprio arrivando lì di quel campionato regionale toscano a cronometro, con queste due vittorie, quella del vincitore del Fiandre 2019 Alberto Bettiol e pensate 10 anni prima lui vinceva il campionato regionale a cronometro, e Anthony Orsani purtroppo sarebbe scomparso esattamente un anno dopo, se ne sarebbe scomparso. No, anzi, quell'anno lì sarebbe scomparso nel mese di novembre, purtroppo sarebbe scomparso. Intanto siamo con il gruppo che sta marciando compatto, quando siamo ormai negli ultimi chilometri di questa prima corsa. Ormai penso che si siano rassegnati a un arrivo in volata, a meno che non ci sia qualche coraggioso che provi a attaccare, a venire via sul plotone. Vedremo anche quello che sarà, vediamo un po'. Anche le maglie dell'Empolese stanno risalendo, adesso si alza un po' l'andatura, siamo già sul traguardo con i vari sponsor, la Biorat, la Edra, la Avis, come detto, la sezione di Santo Pietro Belvedere, la banca di pesce e cascina, questi alcuni sponsor. Vediamo Giancarlo Pellegrini pronto a prendere quello che sarà poi, se sarà, ed è volata. Vediamo solo le maglie dell'Unione Ciclistica Empolese davanti, vediamo la maglia sempre di Cantini in prima posizione, vediamo, occhio perché sta arrivando De Stefano sulla destra, arriva De Stefano sulla destra col Marini, e al photo finish si decide questa prima gara, però è la vittoria di Diego De Stefano davanti a Marini e a Cantini, poi quarto Brocchi, quinto Beoni, sesto Jacopi, settimo Toscani, ottavo Zoppi, nono Muscia e decimo Staccioli. Questi sono i primi 10 di questa gara. Guardate come una furia è venuto fuori, sono venuti fuori ai lati, da una parte De Stefano e dall'altra Marini, che hanno accerchiato Cantini. Veramente incredibile, una volata bellissima. Con queste immagini noi vi lasciamo alle interviste con questa prima gara. Siamo con il vincitore di questa prima gara, Diego De Stefano. Insomma, con questa maglia rossa sei riuscita ad importi una volata che sei riuscita a prendere anche bene, no? Perché abbiamo visto il corridore dell'Empolese davanti e poi sei uscito con una furia incredibile, nonostante la rimonta sei riuscito a rimanere davanti. Sì, ero rimasto un po' dietro agli ultimi 200 metri e ho visto che tiravano, poi piano piano col vento sono calati tutti e sono riuscito a uscire e tagliare il traguardo per primo. Una gara abbastanza controllata, no? Perché vi siete controllati un po' tutti con i vari scatti, insomma comunque una volata che ti aspettavi che potesse favorirti. Sì, è stata una gara un po' dura, ha scattati tanta gente, siamo riusciti a controllarla bene, a non far andare nessuno in fuga e poi alla fine in volata ce l'ho fatta a posizionarmi bene e vincere. Dedica speciale per questa vittoria? Alla mia squadra, alla mia famiglia e a me stesso. Tommaso Marini della Coltano Grube Costruzioni, insomma un buon momento, no? Dopo la vittoria ad Onoratico con il piazzamento, oggi eri rimasto forse un po' chiuso nel finale perché ti abbiamo visto venire su a doppia velocità. Sì, abbastanza, poi ho visto che era partito un ragazzo dell'Empolese e ho detto andiamogli dietro, dai. Tanto avevo visto che mancava su per giù poco all'arrivo, però alla fine ha avuto la meglio Diego De Stefano, e proprio all'ultimo, dai. Però sono contento. Filippo Cantini della Unione Ciclistica Empolese, insomma una volata forse un po' presa un po' lunga, però ci avevi provato probabilmente ad anticipare anche quelli che erano i favoriti, però un terzo posto gli dà morale. Sì. Ecco, una corsa che comunque avete cercato, no, di controllare, anche voi dell'Empolese, comunque siete sempre stati nella pancia del gruppo. Ti chiedo, era quello che volevi provare, anticipare la volata o magari volevi provare quando prima? In realtà sono partiti gli altri, ho detto vabbè, gli vado dietro. Poi ho detto vabbè, non manca molto, provo.